Mario Ghila. Scusate, apro un'acqua azzurra fluida per festeggiare. Non vorrei fare il tipo che, però il fatto che Cristiano Ronaldo non sia riuscito a fare il gol che doveva rispondere ovviamente a Messi, così, sapete che se lo marcava Tuanzebe. Una curiosità senza... Però, visto che stiamo ancora aspettando Allegri e si parla di Ghila, gira sempre intorno. Ho contato 46 giocatori nella squadra del Napoli, con i prestiti che ritornano e anche togliendo Elmas e Juan Jesus. Li sistemiamo? Andiamo a sistemarli, Io vi ringrazio per la vostra presenza sugli altri social o sull'altro account, su Calcio Fluido, perché mi sto dividendo. Onestamente, il mercato non è cominciato e stiamo assistendo a cose strane, soprattutto in casa Milan, perché pare che insomma il direttore sportivo che avevano preso, Brioche, come si chiamava, non lo libera il Francoforte, l'Eintracht Francoforte. Di conseguenza, se noi pensavamo adesso c'hanno quelli che devono firmare le cose, Amorim l'hanno ufficializzato con una grafica anche un po' discutibile, però l'hanno ufficializzato. Aspettiamo Allegri, aspettando Godot, aspettiamo Ghila. Per sfizio mi sposto per farvi vedere quanti cacchio di giocatori abbiamo da sistemare. Ovviamente ci sono qua dentro anche giocatori giovani o meno giovani, quelli che abbiamo considerato gli eterni giovani, che poi verranno rigirati in prestito, non fanno grandi exploit e quindi non rientrano sicuramente in un progetto. Però volevo riflettere su di voi, vi prendo voi, riflettiamo insieme. Se viene Ghila, ok, che io l'ho messo qua. Ho messo Ghila, Elmas, che si parla di Juventus, mi sento male solo a dirlo, e Juan Jesus che viene lasciato libero perché finisce il contratto. Guardate un po' quanti giocatori. Per forza si parte da una difesa a 3. Io sto sentendo, no, quello vuole fare la difesa a 4. Mi sembrerebbe strano, con tutti questi giocatori e con questo pressing asfissiante su Ghila, passare a una difesa a 4. Sicuramente la difesa a 3 è una delle idee, anche perché vuoi spostare Di Lorenzo come ala, va benissimo. Beukema, Marianucci. Beukema, l'ultima che ci hanno detto è che non è sul mercato. Il ragazzo ha festeggiato facendosi il mellone e Elmas ha risposto, hanno risposto un po' di loro, si sono divertiti a prenderlo un po' in giro. Marianucci che torna, Rafa Marin che torna, Rachmani, Davino. Vogliamo togliere Davino? A mano li togliamo, quelli là che non verranno utilizzati probabilmente, o che ce li rivediamo sempre a Di Maro. Il mister deve valutarli, vabbè. O Baritin stessa cosa, si era parlato di pedina di scambio con il Genoa per prendere un Fini, che comunque un secondo Fini, perché comunque verrebbe girato. Olivera, Braccetto, buongiorno. Se stai così già ne hai 6. E aggiungere Ghila significherebbe che almeno uno... È stata la giornata di crash, cioè che almeno uno va, cioè tra Marianucci, Rafa Marin, Rachmani, speriamo non quelli là pesanti, perché una difesa Ghila, Rachmani, buongiorno è mica male. Con uno difensivista come Allegri dovresti aver blindato. Certo è che noi ci ricordiamo di quando dicemmo Manolas e Koulibaly e chi passa, e invece passavano, quindi non basta, perché lo vediamo con squadre tipo il Portogallo contro la Domenica Repubblicana, no, la democrazia, la Repubblica Democratica del Congo. Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Ronaldo, Leao, Vitigna, quella non si vince, non è detto che si vinca, non è detto. Quindi i nomi fino a un certo punto bisogna avere idee. Io per esempio su questa partita, che non commento, non faccio un video nello specifico, però ci serve per parlare di calcio oltre i nostri confini e i nostri orizzonti. Se tu lasci Cristiano Ronaldo in campo per tutta la partita, fisso a fare Lucca dà più una mano, si è sbattuto di più nelle volte in cui l'abbiamo visto. Cristiano Ronaldo resta fermo là, non partecipa al gioco, non crea nulla, non si porta via giocatori, sta là per finalizzare, e sei uno in meno. È difficile anche per gente come il Portogallo. Quindi
bisogna lavorare bene. C'è anche la questione portieri. Ora Ferrante, Contini, Milinkovic-Savic, Meret, Turi. Si parla di Vicario. Se si parla di Vicario, ovviamente uno di questi due, o se non tutti e due, sono in uscita. Secondo me, e qua non lo so, ma dico un secondo me e voi mi potete dire la vostra, l'idea del Napoli poteva essere: abbiamo preso Milinkovic-Savic, cerchiamo di dare via Meret, anche perché Meret rappresenterebbe tutta plusvalenza, tutto quello che ti danno è tutta plusvalenza, quindi a livello economico bene, perché ti permette poi di reinvestire. Però non lo so, qualcuno dice pure che Milinkovic-Savic non convince, non lo capirei. Io ho l'impressione che invece Meret non abbia tutto questo mercato, non sia facilissimo da piazzare. Si è parlato spesso negli anni l'Inter, e l'Inter ci fanno sapere che hanno preso Provedel come secondo di Martinez, quindi non dovrebbe esserci nulla di concreto. Quindi anche per la Porta, poi mi direste voi, mi diranno se Vicario vi convince o se più o meno vale quanto Meret, vale quanto un Milinkovic-Savic, perché ricordiamo le grandissime parate che poi lo portarono ad andare in Premier. Vicario forte, però le ultime stagioni così e così mi dicono, perché chi cacchio se le viste tutte le partite di Vicario. Quindi piano piano. A centrocampo è un macello proprio, bisogna capire se si giocherà a 3, se si giocherà, ovviamente quando parliamo di centrocampo a 5 noi dobbiamo considerare che i terzini Spinazzola, Gutierrez, poi Zerbin va sistemato, Mazzocchi, Di Lorenzo, vogliamo considerare Politano in questa zona qua, parliamo di 3-5-2, perché il 3-5-2 è una cosa, il 3-4-2-1 ne è un'altra. Attenzione, quindi come vedete restano questi qua che poi non possono restare. Colisacò e lo togliamo, Caiuste non lo so, non credo proprio, Iaccarino, siamo sempre quei giovani meno giovani, Lobotka, Gilmour, Asa si è difeso in questa stagione, lo possiamo considerare ai nastri di partenza. Russo non credo, ci sta McTominay, bisogna capire anche in che stato di forma sarà. Poloruscio è un altro che può essere una pedina di scambio sicuramente. E quindi ti trovi con questi qua. De Bruyne lo vogliamo considerare al centrocampo? Perché io sto pensando che potrebbe volerlo utilizzare alla Modric, non lo sappiamo. E poi ci sarebbe da piazzare tutti questi qua, perché c'è Lindstrom, c'è Giovane, c'è Vergara, Neres, bisogna vedere fisicamente, Ngonghe, Cioffi lo togliamo da mezzo, momentaneamente lo togliamo da mezzo, Rao troverebbe sicuramente squadra, si parlava mi pare di Benevento, non lo so se lo piazzano là. Lang e Santos potrebbero alternarsi in quella zona. Leviamo Vigliotti, che è successo di tutto, Lukaku, Oilu, resta ancora Ambrosino, perché se giochi a 2 te ne servono 4. Attenzione, quindi a quel punto se giochi 3-5-2 Lukaku Højlund si può portare un Lucca e anche un Ambrosino o un Khedira, uno Shedira da Sgarbi, forse no, Sgarbi lo togliamo momentaneamente da me, oppure Giovane potrebbe essere una di quelle delle punte di riserva, e a questo punto vedete che si sviluppa più l'idea di un 3-5-2 proprio più puro che non, perché a quel punto però come te li usi? Mamma mia, non mi piace. Se ci fosse un gong va piazzato, se ci fosse un allenatore capito duttile che tu dici no ma quello si alterna, quelli più in forma, quelli meglio. Signori, io non so se vi rendete conto della stagione che ci sta aspettando. Io sto mantenendo il carro per ascesa perché deve arrivare l'ufficialità. Quando arriverà l'ufficialità arriveranno, non dico delle certezze, ma delle sensazioni un po' più che tu dici le cementifichiamo, non possiamo più sognare che la cosa salti, anche perché se salta dove vai, a chi ti rivolgi, quale altro allenatore è libero, che siamo a metà giugno e dobbiamo cominciare a programmare la stagione, quindi deve essere per forza Allegri. Quando Allegri sarà ufficiale, Schira ha detto se non è oggi sarà domani, viene qua sopra e si leva una pietra dalla scarpa, quindi così. Però mi piacerebbe almeno sapere da una conferenza, da una cosa, se abbiamo un'idea tattica, se abbiamo un'idea di modulo. Lo so che serve a poco, però almeno per farci le nostre previsioni, perché secondo me la squadra va costruita con un'idea.
Poi se arrivano l'imprevisto, troppi infortuni, tutti gli infortuni, allora a quel punto l'allenatore deve essere bravo a trovare delle soluzioni e a metterci una soluzione, una pezza sopra. Però ai nastri di partenza, se tu giochi con il 3-5-2, avere Lang, avere Alisson Santos, avere Neres, lo stesso Vergara forse te lo puoi giocare come mezzala, però Neres no, e Neres potrebbe a quel punto fare anche lui la punta, però abbiamo visto che con il gioco di Allegri usare Leao, usare Pulisic come punta non ha funzionato benissimo. Sono un po' preoccupato, non so voi, vorrei tanto dirvi non vi preoccupate, la squadra è forte e comunque la metti in campo. No, lo stiamo vedendo che non è così, va messa in campo bene. E Kiel è un giocatore che mi piace, e se si dovesse concretizzare Rabiot è un giocatore che mi piace. E o Vicario non è che ci sputo su, se viene a sostituire cambia poco. Il valore aggiunto lo deve dare il gioco, lo deve dare quella credibilità che non lo so se Allegri continua ad avere, probabilmente sì, però sono un po' dubbioso. Oggi non ho certezze da darvi, se non sembra quasi che sai poco. Allora, questo numero infinito di giocatori e dubbi che mi rimangono finché non ci sarà una conferenza e finché non vedremo rotolare il pallone a Di Maro, perché ci vorrà ancora un po' di tempo. Da New York? No, non lo so, perché mi sposto e controllo se ci sono altre notizie. Magari è uscita una notizia che io posso controllare. No, non c'è proprio nulla. Quindi questo video non se lo vedrà nessuno e non fa niente, almeno ci siamo salutati in una giornata dove io aspetto Kane all'appuntamento, e ieri ne ho parlato su Calcio Fluido, Mbappé, poi risponde Holland, poi risponde Messi, Ronaldo non si è fatto trovare a telefono, e adesso vediamo se Kane invece vuole, perché questi poi sono gli appuntamenti dove devi dimostrare che da New York Valerio Fluido è tutto. Ci vediamo domani, uscirà un'altra notizia su Ghila e ce la raccontiamo. Tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che